ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu, come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. L'aria puoi solo respirarla, azzurro come te, come il cielo è il mare, giallo come luce il sole, rosso come le cose che mi fai provare. Benvenuti a Estate Giovani, ciao a tutti i telespettatori. Ci troviamo a Villanoce, nel comune di Rezzoaio, e stiamo andando a incontrare le parrocchie del vicariato di Santa Margherita Ligure e andiamo a scoprire qual è il tema del loro campo e come lo stanno vivendo. Qual è il tema del campo? Il tema che ci ha accompagnato in questo campo dei discepoli è il tema dell'amicizia, l'amicizia con Gesù, l'amicizia tra di noi e l'amicizia dentro la comunità cristiana. Questo tema ha accompagnato anche i due campi precedenti, i figli amati e perdonati, gli invitati e i figli della luce. Come è nato il tema, dell'amicizia? Ma il tema è nato dopo il cammino che abbiamo vissuto insieme in questo anno, dentro il cammino del catechismo, dentro il cammino delle nostre comunità parrocchiali. Ci sembrava bello, è un tema vicino ai bambini e ai ragazzi, perché oggi si parla tanto di amicizia, però è importante aiutarli a riscoprire chi è l'amico, ecco. Chi sono i veri amici, quelli che ti sono vicini anche nel momento del bisogno, della fatica. E durante queste giornate di campo estivo come si sviluppa il tema dell'amicizia? Ma si sviluppa attraverso una riflessione iniziale al mattino e poi dei lavori anche al pomeriggio, sempre divisi nelle 4 squadre. Al mattino un sacerdote con un animatore svolgono una piccola riflessione partendo dal brano del Vangelo. E il titolo un po' del campo, i colori dell'amicizia, e questi colori che arricchiscono il dono grande dell'amico. Per esempio oggi come l'avete affrontato questo tema? Oggi abbiamo affrontato questo tema partendo dalle parole del Vangelo di Gesù: vi ho chiamato amici, e dentro il colore della libertà, riscoprire come si è amici anche dentro l'esperienza della libertà. Ok. Se ti presenti, dici come ti chiami, come vorresti essere presentato? Della parrocchia. Sì. Sono Don Salvatore, viceparroco di Santa Margherita e San Giacomo. Come sono articolate le giornate del campo estivo? La giornata è articolata in questo modo. La mattina noi animatori ci vediamo in una preghiera, poi una specie di verifica al volo della giornata precedente e poi parliamo della giornata che dobbiamo affrontare. E poi dopodiché andiamo a svegliare i ragazzi, colazione, poi attività varie di pulizia dei bagni, tavole, parchiamo per il pranzo e poi ci dirigiamo nei campi per giocare, poi alle 12 la proposta e poi la preghiera e poi la proposta che segue il pranzo. Dopo pranzo
solite cose di pulizie, parcheggiare per la cena e così via. Poi dopodiché il lavoro, come stiamo facendo adesso, o prima il lavoro oppure dopo il gioco. Per esempio adesso che tipo di lavoro state facendo? Qui stiamo lavorando su un film che abbiamo visto ieri che riguarda il tema di questo campo, che è l'amicizia. Abbiamo visto i film di Il Ponte di Terabitia e quindi stiamo lavorando su quale tipo di amicizia, soprattutto oggi. Abbiamo iniziato la proposta stamattina con il tema la libertà, vivere la libertà nelle amicizie. Che è una cosa che in questo film si vedono delle amicizie che cercano a schiavizzare oppure a tenere proprio in gabbia l'altro, e questo qua ci sono anche dentro dei comandi buoni, dei comandi cattivi, quindi il lavoro insiste su questo. E da parte dei ragazzi, diciamo, qual è la partecipazione? Quali sono state le riflessioni che sono state fatte anche appunto tra di voi? Diciamo che i ragazzi, questa età della prima alla seconda media, sono abbastanza grandi per capire queste cose, perché l'amicizia è un tema caro diciamo, a questa età, e quindi in qualche modo sono dentro, è un tema proprio azzeccato, e in qualche modo anche questo film è della loro età, diciamo che i protagonisti sono i ragazzi della loro età. E in qualche modo c'è una grande partecipazione, nel senso che si sentono protagonisti coinvolti, e poi c'è anche da dire che alcuni alla loro età sono quarto o quinto anno che partecipano a questi campi, quindi non sono, diciamo, i primi arrivati, sono ormai diciamo, abituati a queste cose. Siamo qui con il capocampo e ti chiedo subito cosa prevede l'organizzazione di un campo estivo. Allora, l'organizzazione di un campo estivo prevede prima di tutto la disponibilità, avere la disponibilità degli animatori e dei catechisti, degli educatori, per poter avere un gruppo di forza per organizzare e studiare un po' l'argomento base del campo, la parola chiave che può guidare questo percorso formativo, perché poi il campo è una settimana di convivenza, ma soprattutto un percorso formativo. E poi anche la collaborazione con persone che si occupano della cura della cucina per i ragazzi, per tutti noi, e quindi la collaborazione con i nostri sacerdoti, e poi il rapporto tra di noi adulti, giovani. Quanto tempo ci vuole a organizzare un campo estivo? Quest'anno è stato abbastanza veloce, però io direi che 6 incontri li facciamo tutti per mettere insieme le forze, per pensare all'argomento, per pensare un po' i percorsi, sia per il gioco che per proprio le riflessioni, il lavoro di gruppo, il lavoro comunitario. È un bel impegno, perché non si risolve così velocemente, anche perché è un unico percorso poi dilatato su 3 fasce d'età: i piccolini, i figli amati della luce, e i discepoli, che sono i ragazzini delle medie, prima e seconda media, che hanno una fascia d'età un pochino più difficoltosa. E qual è il ruolo del capocampo? Il capocampo ha un po' il ruolo dell'organizzazione pratica, quindi gli orari, le scadenze, la puntualità, il rapporto con la cucina, il rapporto con gli altri educatori, il rapporto con i capigioco, eccetera. Quindi diciamo che è un po' il tenere le fila. Quindi passiamo da un'altra animatrice. Ti chiedo appunto quante squadre ci sono, come sono suddivisi i ragazzi, come appunto sono organizzati.
Allora, in questo caso le squadre di solito sono 4, vengono diversificate con dei colori scelti così a caso. E nelle varie squadre, in questo caso, i ragazzi vengono mischiati per età, cioè ci sono ragazzi di prima media abbinati a ragazzi di seconda media, c'è un don, diciamo, circa per ogni squadra e 1 o 2 animatori molto giovani, delle vecchiette quasi come me e come Laura e niente, formiamo queste 4 squadre che nell'arco del campo svolgono insieme dei vari lavori già programmati in precedenza. Come si chiamano le squadre? Hanno un nome? Quest'anno no, abbiamo dato solo colori, c'è la squadra gialla, la squadra azzurra, la squadra rossa e la squadra verde. Ogni giorno una squadra ha un compito diverso. Allora, i lavori sono tutti uguali, però all'interno della giornata il capocampo decide di farci fare cose differenti riguardante, non so, chi si occupa di riassettare le stanze, le prime stanze, chi la cucina, chi i bagni, questo già per la partenza del campo. E poi ci si divide, c'è il momento del gioco, poi ci si divide sempre nelle 4 squadre, si lavora insieme e anche il gioco viene fatto in squadre, quindi si vince ipoteticamente la squadra tutta insieme, anche se poi vincono tutti sti ragazzi. E tu di che squadra sei? Io in questo caso sono la squadra azzurra quest'anno, insomma. E oggi cosa ha fatto la squadra azzurra? Allora, parliamo che nei giochi la squadra gialla quest'anno non ha fatto dei grandi risultati, però siamo stati supportati da altre squadre, quindi comunque unendoci nei giochi, rossa, azzurra, insomma i rossi ci hanno dato una mano, quindi ci siamo sempre trovati un po' spalleggiati. E niente, tutto qua. Allora passiamo dagli animatori, diciamo un po' più giovani, sono ragazzi. Quanti anni hai? 16. Quella è la prima volta che fai l'animatrice? No, faccio quasi da 3 anni. E cos'è che ti spinge, diciamo, ogni anno a continuare a fare questa esperienza? Stare con i bambini è molto divertente, poi loro ti fanno divertire e imparare sempre cose nuove e quindi mi trovo un sacco bene con tutti i bambini e mi piace stare con loro, quindi la voglia di venire con loro, giocare con loro è sempre di più. Prima parlavamo delle squadre, tu di che squadra sei? Verde. E oggi che cosa avete fatto? Oggi è andata un po' male anche per noi, abbiamo perso sia calcio che prima bandiera, però tipo ieri abbiamo vinto a Lanciarossa. Esattamente, quali sono i giochi che avete organizzato per queste giornate? Il gioco principale di tutti i campi è Lanciarossa, poi c'è scalpo, caccia alla volpe, ci sono tantissimi giochi diversi e divertenti. E qual è il tuo gioco preferito? Lanciarossa. Un po' che piace un po' a tutti. Cos'ha questa Lanciarossa di così speciale, così particolare? Di speciale niente in verità, però è divertente comunque giocare, scoprire il numero, riuscire a scoprire il numero è davvero bello e difficile tante volte. Invece qui abbiamo appunto un altro ragazzo, anche tu sei un animatore, e da quanto tempo fai l'animatore? Questo qui è il mio 3° anno da animatore. Cos'è che ti piace di più di tutto dell'essere animatore? Ma non so, da quando sono partito a essere animato, ovvero circa 3 anni fa, che la voglia mi hanno spinto soprattutto gli altri animatori, la voglia anche nell'organizzare tutto un campo e vedere proprio la voglia che ci mettono anche loro per farci imparare a giocare una volta che si è animati. Perché poi secondo me gli animati di oggi potrebbero essere gli animatori di un domani. E tu preferisci l'esperienza, diciamo, da animato o da animatore? Allora, sicuramente da animato si hanno più libertà nel gioco, però l'animatore ha molte più responsabilità. E quindi tu ti trovi un po' più da animatore? Sì, diciamo di sì. Invece per quanto riguarda il tema del campo, è quello dell'amicizia, come l'avete sviluppato? Allora, l'abbiamo sviluppato in 5 giornate, perché i giorni del campo sono stati 5, ogni giornata corrisponde a un colore diverso. Il primo giorno è stato del colore giallo, il martedì è stato, che era il secondo giorno, abbiamo visto il colore verde. Ieri c'è stato il colore nero che poi si è trasformato in colore bianco, l'esperienza del tradimento e poi del perdono, e abbiamo fatto anche la gita sul Monte Penna e oggi stiamo vivendo la giornata della libertà con il colore azzurro.
Come ti chiami? Elisa, Quanti anni hai? 12, ne ho quasi 13. Elisa, mi racconti dal tuo punto di vista il tema del campo, come l'hai vissuto, come l'avete sviluppato? Il tema del campo è l'amicizia ed è un tema che bisogna cercare di essere amici di tutti. Magari non c'è quello più simpatico, però bisogna cercare di farci amicizia. E qual è il segreto per cercare di essere amici di tutti? Perché a volte appunto c'è chi è più simpatico, più antipatico, chi è più chiuso, chi è più aperto. Come si fa a cercare di essere amici di tutti? La sincerità, essere se stessi. E invece per quanto riguarda la proposta, qual è stata la proposta di oggi? La proposta di oggi è stata sul perdono, su come perdonare gli amici che ti hanno fatto qualcosa. Secondo te è semplice, difficile, oppure come si fa a perdonare un amico che ti ha fatto qualcosa? Cioè dipende, perché se è un tuo amico che ci tieni tanto ad essere tuo amico lo perdoni subito, però dipende anche da che cosa ti fa, perché se ti fa una cosa grave ci pensi anche un po' su, se invece è una sciocchezza no. Quindi lo perdoni, sì, però dipende da che cosa ti fa. E invece se perdonare proprio in generale, secondo te è possibile? Sì, è possibile, perché secondo me tutti hanno bisogno anche di una seconda chance. E qual è stato secondo te il momento più bello della giornata, quello in cui ti sei divertito di più di tutti? A me mi è piaciuto quando siamo andati in gita e che siamo saliti sul Monte Penna da una parte molto rocciosa, ma anche il gioco. La gita è un momento faticoso della giornata, ecco, perché magari la camminata, avete camminato tanto, però al tempo stesso è anche bello. Ecco, quali sono secondo te gli aspetti belli e quelli un po' meno belli? Mi è piaciuto perché siamo stati insieme, ci siamo anche divertiti, ci siamo dati anche una mano quando qualcuno per esempio aveva paura di vertigini e gli aspetti brutti non ce ne sono stati, era stato tutto bello. Quindi magari anche la fatica rientra tra le cose belle alla fine. Sì, perché ci siamo dati tutti una mano, chi più e chi di meno. Per te è la prima volta che fai questo tipo di esperienza o hai già fatto anche gli anni scorsi? No, è da 4 anni che lo faccio. Prima abbiamo parlato del tema, diciamo, del telefono, del rapporto col telefonino. So che è stato appunto abolito, non lo potete usare. Ecco, cosa ne pensi? Allora, noi in generale al campo ce lo facciamo usare prima o di andare a dormire. Allora, finito di mangiare, sia a pranzo che a cena potevamo chiamare i nostri genitori. Ovviamente magari qualcuno l'avrà usato in altri momenti, ma sempre dopo mangiato, dopo cena, non per chiamare, ma secondo me quest'idea del telefono è giusta, anche perché secondo me giocare all'aperto è molto più bello, si scatena la creatività, si gioca di squadra, invece col telefonino ci si rimbambisce. Quindi non ti manca per niente il telefono, il tablet, la televisione, tutto, diciamo, il mondo tecnologico? No, mi manca tantissimo, però preferisco giocare all'aria aperta io. Perché comunque si gioca al telefonino quando non si ha voglia di fare niente, o magari si è impegnati e non si sa cosa fare. E invece qui al campo hai già fatto nuove amicizie oppure conoscevi già tutti più o meno? No, ho fatto nuove amicizie, però conoscevo quasi tutti. E invece qual è stato il gioco di oggi che ti è piaciuto più di tutti? Bandiera svizzera. E come si gioca a bandiera svizzera? Allora, ci sono 2 squadre composte da 2 squadre minori che devono partire a prendere una palla, chi attacca deve partire uno e tutta l'altra squadra deve difendere. Si gioca, quelli che attaccano devono partire da un angolo e arrivare a prendere la palla che è nell'angolo opposto. Quando la prendi, se ti toccano o prima, devi fermarti in quel posto. Ad attaccare si fa turno e quando la palla torna nella tua base hai vinto. Tu sei stato anche animatore, mi racconti la tua esperienza? Allora, da fine al primo anno che sono venuta a Villanoce proprio è stata, praticamente lo aspetto anche forse più di Natale, di Pasqua, no, di Natale forse no, però proprio
quella settimana forse una delle più belle dell'anno, anche perché già il primo anno, solo 3 giorni, mi sono proprio divertito, mi è proprio piaciuto tanto e io mi sono molto affezionata ad alcuni animatori, quindi avevo proprio il desiderio di diventare come loro. E quest'anno ho fatto esperienza con mio fratello, che ha fatto il suo primo anno, e di solito se hai un fratello più piccolo puoi andare nel suo campo, o anche, cioè, se uno ha un fratello più grande può andare nel suo campo. Mi è piaciuto molto fare l'animatore perché, insomma, è sempre stato quello che volevo fare qua a Villanoce, perché le prendo un po' come figure di riferimento, cioè fin dal primo anno mi hanno colpito molto queste persone. E preferisci un campo estivo da animato o da animatore? Bella domanda, anche perché animatore è difficile farlo ed è molto stancante. Animato forse è più divertente, meno stancante, però animatore puoi fare molte più cose che da animato. Come ti chiami? Mi chiamo Andrea. Per te è la prima volta al campo o hai già fatto altre esperienze? No, ho fatto anche altre esperienze, ho fatto anche anch'io alcune giornate da animatore. E tu hai mai pensato appunto, anche negli anni successivi, appunto di continuare a fare l'animatore, e l'esperienza che hai avuto, se ti è piaciuta? Sì, è stata bella, però c'è da dire che quando sei l'animato, nel senso, ti diverti molto perché stai molto con i tuoi amici, così. Poi ad esempio a calcio mi ricordo che c'era sempre un chiodo fisso che gli animatori non possono segnare e io ero coi più piccoli, quindi non potevo segnare. Quindi per me è un pochino un'ingiustizia. Invece, proprio cambiando discorso, passiamo all'organizzazione delle camere. Com'è la camera dei maschi? Ordinata, disordinata? Come va? Raccontami un po' la vita nella camera, raccontami. Allora, c'è da dire, tutti pensano che i maschi siamo disordinati, ma ho visto delle camere delle femmine che sono peggio delle mie. Bravo. Ecco. Arrivano voci strane, si dice che nelle camere dei maschi ci sia odore di piedi, è vero? Ah, è vero, però anche quelle delle femmine, perché anche loro hanno i piedi. Quindi come si organizza la camera? Vi svegliate? Cosa fate? Vi fate il letto? Come vi sistemate? Io ho un sacco a pelo, quindi non me ne frega niente se devo farmi il letto. Però, ad esempio, ho dormito con della gente che si faceva il letto, quindi dipende anche che persona sei, perché c'era gente che si faceva il letto e gente che lo teneva così disordinato. Preferisci la tua camera quando sei a casa con tua mamma e tuo papà, o la tua camera qui? Com'è che ti organizzi meglio? Perché allora qui a Villanoce, certo, mi diverto molto perché sono in compagnia, quindi ad esempio magari la sera, piuttosto che andare subito a dormire, chiacchieriamo un po', però ad esempio può succedere anche il caso che tocca uno che è russa, quindi stai sveglio tutta la notte. Invece devo dire che a casa mia, meno male, già anche tutta la mia famiglia non russa, dopo sono in stanza da solo, c'ho la fortuna. Elisabetta. Io adesso faccio parte degli azzurri, invece il mio campo era una gialla. Io mi chiamo Valentina, io sono nella squadra rossa. Abbiamo fatto tanti giochi e vabbè, il mio preferito è sempre Lanciarossa. Arianna. E invece qual è stato oggi il tuo gioco preferito? Sempre Lanciarossa. Io mi chiamo Beatrice, sempre la squadra rossa, sia Lanciarossa che bandiera genovese. Bandiera genovese è come bandiera, soltanto che tipo c'è il signore che con la bandiera dice, se dice numeri 1, allora devono giocare a scalpo normale, che tu hai una coda dietro la schiena e devi cercare di prendere quella dell'altro. Se sono numeri 2, se è il numero 2 devono fare la carriola, quella con le persone. Se sono numeri 3 devi fare devi fare la sedia, e se sono numeri, e se chiama 4 numeri devi fare l'aeroplano. Tu invece come ti chiami? Beatrice. Anche tu hai un gioco preferito? Sì, stregone.
Praticamente tutte le persone hanno un numero che va da 1 a 30 e ci sono 2 squadre che nascondono la propria bandiera e tutti i giocatori devono prendere i giocatori della squadra avversaria, tirare fuori il proprio numero e se tu hai il numero più alto vinci tu contro l'altro e quindi puoi andare avanti, diciamo, per prendere la bandiera. Allora, al mattino vengono le animatorie che ci svegliano, andiamo a far colazione, poi ci ritroviamo tutti giù per venire qua al campo a fare un gioco, poi andiamo su in chiesa a fare la proposta, poi andiamo a mangiare a casa, poi torniamo giù, giochiamo, facciamo un lavoretto e poi si rigioca. E poi dopo torniamo a casa per mangiare e la sera cantiamo, scriviamo una lettera a un amico e poi andiamo a dormire. Ciao, come ti chiami tu? Sebastiano. Come ti trovi con i tuoi compagni? Bene. Fino a questo momento qual è stata l'esperienza che più ti è piaciuta? Tutto, in pratica tutto è stato bello. Andrea, la mia prima volta qui a Villanoce, ma già 3 anni fa ero andata a fare una colonia follonica un po' più lunga di 2 settimane. La cosa che mi è piaciuta di più di questo campo è che ho potuto conoscere meglio magari persone che non conoscevo molto bene e che mi sono fatto anche tanti nuovi amici. Nicola. Anche tu ti sarai fatto, immagino, in questi giorni dei nuovi amici oppure già alcuni li conoscevi? Già alcuni li conoscevo e altri me li sono fatti. Un'esperienza è quella che siamo andati al Montepenna. Siamo partiti dalle casermette e poi abbiamo fatto la camminata fino in cima al Montepenna. Io mi chiamo Cecilia, per me è il 3° anno e mi sono sempre trovata bene, quest'anno soprattutto ho conosciuto persone molto simpatiche, mi trovo bene con la mia squadra, con tutti e tutto bene. Diciamo che questo campo secondo me in parte segnerà comunque la mia vita perché mi ha insegnato anche quest'anno, il tema di quest'anno è proprio l'amicizia e ho imparato magari a conoscere quali sono veramente i valori fondamentali per un'amicizia, quindi mi sento anche a mio agio. Il valore più importante secondo me è essere se stessi, perché comunque attraverso se stessi si può esprimere anche agli altri quello che si pensa, quello che si vuole essere e se qualcuno volesse mai seguirti nel tuo cammino sai che è al tuo fianco. Sebastiano, è la 3ª volta che faccio un campo. E com'è stare con dei compagni più grandi? Secondo me è meglio perché i piccoli magari è più facile, diciamo, neanche nelle competizioni. Okay. Giorgia, quanti anni hai tu? 12. Hai già vissuto delle esperienze? Sì, questo qua è il 3° anno che faccio Villanoce. Quindi oramai sei abituata, conosci oramai l'ambiente, immagino? Sì, più o meno. Ogni giorno fate qualcosa, immagino, di diverso? Sì, ci danno sempre una proposta riguardo all'amicizia e poi facciamo vari giochi. Cos'è per te l'amicizia? Cosa rappresenta? Una cosa importantissima, soprattutto per noi e una cosa a cui nessuno può fare a meno. E secondo te, sempre nell'ambito dell'amicizia, qual è il valore più importante? Avere fiducia e riceverla. Mi chiamo Tommaso. E gli animatori, ecco, come sono bravi? Ti trovi bene con gli animatori? Sì, sono simpatici, molto. Consiglieresti a un tuo amico di venire qui di venire qui al campo con te e i tuoi compagni? Sì, perché ti diverti tantissimo, poi fai vari giochi, fai nuove amicizie, quindi sì. Perché secondo te è così importante l'amicizia? Perché se hai un amico ti puoi fidare di lui e quando tipo sei triste ti può aiutare. Eleonora. Ti trovi bene qui con i tuoi compagni qui al campo? Sì, mi piace molto perché ho fatto nuove amicizie, anche se di vista magari conoscevo molta gente, però ho avuto l'opportunità di approfondire le amicizie. Ma senti, una volta che qui sarà finito, quale ricordo, cosa ti porti a casa di esperienza significativa?
Sicuramente nuovi amici e poi un bel ricordo perché ci divertiamo molto quando giochiamo, poi anche la gita è stata molto bella. E racconterai le tue esperienze alle tue amiche? Sì, perché magari se qualcuno non c'è stato sicuramente è un piacere consigliare perché è davvero una bella esperienza da fare. Io sono Giuditta. Beh, ci siamo divertiti molto, abbiamo giocato, abbiamo riso, ci siamo divertiti molto anche. Abbiamo fatto la gita ieri, devo dire che è stato divertente. Siamo andati in cima al Monte Penna, è stato molto bello, a me è piaciuto. Ho avuto l'occasione di fare amicizia con persone che, vabbè, di vista riconoscevo, ma comunque non sapevo tanto di loro, sono soddisfatta di aver fatto nuove amicizie. Ti piacerebbe, magari quando sarai più grande, diventare un'animatrice? Beh, sarebbe molto bello anche perché comunque è un'occasione in più per tornare a giocare come adesso. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Ilaria. Ti trovi bene? Ti piace stare qua? Sì, mi piace tanto anche perché comunque siamo tutti in compagnia e ci sentiamo anche più uniti. Cosa ne pensi del tema principale, ovvero l'amicizia? Penso che sia anche una cosa importante perché magari di molte cose non ce ne siamo accorti e quindi adesso ho anche capito molte cose in più e mi sento anche, diciamo, mi sento meglio anche, mi sento più libera. Ciao, come ti chiami? Chiara. Ti piacerebbe un giorno diventare un'animatrice? Sì, comunque mi piacerebbe perché vorrei anche continuare questo campo, perché è molto bello conoscere anche nuove persone, amicizie fare, e soprattutto giochi che facciamo anche sono molto belli e non li facciamo da nessun'altra parte se non qua, quindi è molto bello. Consiglieresti ad un tuo amico o ad una tua amica di vivere questa esperienza, di venire qui? Sì, molto, perché è molto bella, è bellissima questa esperienza. Quindi... Ciao, come ti chiami? Vanessa. Cosa ne pensi delle esperienze che hai fatto fino a questo momento qui? Sono state molto belle perché abbiamo incontrato altra gente che comunque non conoscevo e sono state molto carine da fare. Mi hanno raccontato che ieri avete fatto una gita, ti sei divertita? Sì, è stata faticosa, però è stato bello quando siamo arrivate in cima. Lucrezia. Allora, alla sera sì, io mi diverto molto perché dopo cena andiamo fuori tutti insieme e giochiamo e appunto dopo facciamo la preghiera della sera. E nulla. Durante la cena possiamo parlare comunque cercando sempre di aiutare l'altro e cercando appunto di aiutarlo e nulla. Ti trovi bene con gli animatori? Sì, benissimo, sono tutti molto molto simpatici. E Giacomo. Ti piace stare qui al campo con i tuoi compagni? Sì. Qual è stata fino a questo momento l'esperienza che più ti è piaciuta? Quando abbiamo giocato a Lanciarossa. Ah, quando avete giocato a Lanciarossa perché? Perché è stato divertente e ci siamo divertiti. Mi chiamo Guglielmo, è il terzo anno che vengo qua e è una bella esperienza perché rivedo tutti i miei amici e anche quelli che non conosco. Cosa è cambiato rispetto agli anni scorsi? Sono cambiati gli animatori, poi i giochi sono sempre quasi gli stessi e mi diverto un sacco con tutti, ma non è cambiato quasi nulla. La mia esperienza preferita è stata giocare a calcio, che è il mio sport preferito, e anche quando abbiamo fatto la partita contro gli azzurri e abbiamo vinto e io ho fatto doppietta. Il tema del campo è l'amicizia. Cosa ne pensi? È un tema importante secondo te? Sì, è un tema molto importante perché tutti dovremmo essere amici di tutti, ma ci sarà anche qualche amico, qualche persona che non ti sarà simpatica. E comunque anche se magari una persona sta un pochino più magari antipatica, come ti comporteresti tu? Io mi comporterei
gentilmente, ma non ci starei molto addosso come faccio con i miei migliori amici, ma però ci sto sempre quasi vicino. Quindi poi alla fine è un momento che comunque è bello condividere con tutti alla fine. Sì, è un bel momento. E ti piacerebbe rivivere questa esperienza magari in futuro? Sì, molto, anche fare l'animatore. Bellissimo. Mi chiamo Francesco. È la prima volta che sei qui o hai già avuto delle esperienze in passato? No, ho già avuto delle esperienze, questo è il terzo anno. Ti trovi bene con i tuoi compagni? Sì, tutti gli anni alcuni sono gli stessi, alcuni sono nuovi e mi trovo bene. Ciao, come ti chiami? Giacomo. Qual è stata fino a questo momento l'esperienza che più ti è piaciuta? Quando siamo andati a fare la camminata sul Monte Penna. Qui al campo, qual è il vostro rapporto con la tecnologia, in particolare magari il telefonino? Lo usate oppure no? No, solo la sera per chiamare i genitori. Oggi Estate Giovani è a Barba Gelata, ai campi delle medie dei ragazzi delle parrocchie della Val Fontana Buona. Andiamo a vedere i ragazzi. Spieghi qual è il tema del campo e perché è stato scelto? Il tema del campo è quello che abbiamo scelto per tutti i campi di quest'estate. Di solito scegliamo un tema che poi ci guidi per il percorso di tutti i campi e dai bambini agli adulti. E abbiamo scelto il tema della fragilità. La fragilità come elemento che appartiene alla vita di ciascuno, e in questo senso il primo passaggio che ci proponiamo è un passaggio di onestà e di rapacificazione con se stessi, perché l'atteggiamento più istintivo, quindi più frequente di fronte alle nostre fragilità è quello forse di nasconderle, evitarle, coprirle, rimediarle in qualche modo, potessimo farne a meno, e invece scoprire che la fragilità è il luogo della nostra vita sul quale è lo spazio dell'incontro, è lo spazio della cura, è lo spazio della vita, e sia con i bambini che con gli adolescenti, ma poi ora stiamo progettando il campo per gli adulti. Ci sembra importante ritornare lì alle nostre fragilità, ma con la scoperta bella nel Vangelo di un Dio che, per come si rivela in Gesù, è amico, amante della fragilità, delle nostre fragilità, ma egli stesso si propone come un Dio fragile, e questo, come dire, ci obbliga a convertire l'immagine che noi portiamo in mente di Dio. Il Dio che Gesù propone forse è la conversione più grande, la novità, ecco, la bella notizia del Vangelo è proprio questa: non soltanto che il Dio di Gesù
è amico e si prende cura di chi è fragile. Ogni fragilità, la malattia, la povertà, l'uomo, ecco. Ma egli stesso vive questa fragilità e ogni volta che viene riproposta a Gesù l'immagine del Dio potente, forte, che non ha fragilità, Gesù rifiuta questa immagine. Addirittura ecco, l'amico che ci accompagna in questo è Pietro, amico di Gesù, diventa amico nostro, e Pietro, che aiutato da Gesù, fa i conti con la propria fragilità, però è anche invitato da Gesù a riconoscere il Dio fragile. L'episodio che in qualche modo sta poi nel cuore del nostro cammino, dei nostri campi, è il momento in cui Gesù chiede: chi sono io per voi, ai discepoli, ecco, tu sei il Cristo, il figlio, la professione di fede di Pietro. E lì davvero si gioca questo passaggio in cui Gesù dice: ma se tu, quando lui propone per la prima volta, cioè annuncia la Pasqua, la propria Pasqua, la croce, e Pietro lo prende da parte e dice: no, questo non è inaccettabile, questo non ci sta, questo... E Gesù dice: beh, allora se tu pensi così, tu diventi per me Satana. E in effetti, ecco, questo è un passaggio molto forte, però credo che per la nostra fede sia il passaggio determinante, ma non una volta sola. Ecco, continuamente facciamo i conti con questa tentazione di rifugiarci nel Dio che scende dalla croce, anzi che non ci sale neppure, col Dio che vince, col Dio che è esente da fragilità e al quale possiamo chiedere di evitarla anche a noi. Gesù dice: no, anzi, è proprio lì che io ti incontro. Affrontando il tema della fragilità comunque con i ragazzi delle medie, con gli animatori, o comunque con te, noti una differenza nel rapportarsi con le proprie fragilità in base all'età o più in base alle singole persone? Ma sì, no, una differenza c'è, ma l'una e l'altra, perché con i bimbi più piccoli abbiamo cominciato con i bimbi di seconda, terza elementare, quindi erano veramente piccoli. Ma per loro la fragilità direi è la caratteristica che definisce proprio quell'età, e quindi da una parte è bello, dall'altra richiede un po' di attenzione da parte nostra, degli animatori, di chi pensa al campo, proporre questo tema, questo discorso, lasciando che il bambino possa, ora a me viene da dirlo così, assaporare, ecco, gustare, viversi bene la propria fragilità, che spesso è inconsapevole. Ecco, Gesù dice a noi adulti: se non diventerete come i bambini, beh, loro sono bambini, lo siamo stati tutti. A quell'età lì c'è quella beatitudine che ti appartiene, ma che poi devi riimparare, ritrovare. La cosa che mi pare importante, tra le altre, è forse quella di smontare un'immagine falsa che viene proposta, ma diciamo da tutti, ecco, dal mondo, e cioè quella che crescere significhi eliminare le fragilità. Quindi ora sei bambino, sei fragile e va bene, però poi diventare grande significherà non avere più fragilità, e se ti porti dietro qualche fragilità sei un fallito. Questo spesso rischia di essere il messaggio che comunemente diamo per scontato, ecco. Smontare questo meccanismo, no? Forse è il lavoro più utile, più necessario,
e forse anche più difficile, però è quello che in qualche modo proviamo a fare. Siamo con Filippo, Samuele, Carlotta. Allora, innanzitutto, dato che comunque voi siete gli animatori che vi occupate dell'organizzazione del campo, ci spieghi cosa si fa al campo? Allora, la giornata inizia abbastanza presto e facciamo colazione, poi c'è un momento dove i ragazzi fanno i servizi, nel senso puliscono le camere, sparecchiano, alcuni preparano la proposta che è il momento successivo in cui si va poi a pregare. Terminata la proposta vi è questo momento di gioco e alla fine si va a mangiare per il pranzo. E dopo il pranzo cosa succede? Dopo il pranzo i ragazzi subito hanno un momento di gioco nel piazzale davanti alla chiesa in cui fanno giochi non strutturati come qua nel campo, ma ad esempio giocano a schiacciacinque oppure giocano a palla a passaggi, fanno dei passaggi e poi si va o nel bosco o si viene in paese a giocare a giochi come lanciarossa o stregone. E finiti questi si torna su dove si fa merenda. Finita la merenda entriamo di nuovo in chiesa, svolgiamo un lavoro che è praticamente il compimento della proposta, cioè è un'attività che rispecchia tutto il tema della giornata. Dopo questo i ragazzi hanno un momento di nuovo di gioco libero e poi mangiamo dopo cena. Prima la squadra che deve sparecchiare, come aveva detto prima Filippo, sparecchia e i bambini tutti chiamano casa per sentire i genitori. Finito si svolge o dipende dalla serata, ad esempio stasera faremo qua un falò, se no una sera facciamo un gioco in paese oppure ieri sera abbiamo guardato un film, dipende dalla serata. Tu ti occupi del gioco, apparentemente un'attività semplice, ma di fatto c'è molta organizzazione dietro. Esatto, prima di ogni campo i capigiochi si incontrano per strutturare un po' le giornate, perché solitamente alla mattina dopo la proposta ci sono 2 orette di gioco, quindi dobbiamo preparare i giochi e come ha detto lui, dopo pranzo abbiamo parecchio tempo di gioco, infatti andiamo nel bosco. E poi anche di sera, poi se dovesse piovere dobbiamo anche organizzare i giochi da fare in casa e sì, comunque c'è parecchio lavoro dietro, però per dire, va bene, è bello poi perché ti danno anche soddisfazioni, si vede che si impegnano, giocano bene. Si è parlato di un tema del campo unificante, qual è? Sì, il tema del campo è la fragilità. È il tema che in maniera diversa affrontiamo ogni giorno, ad esempio oggi il tema della fragilità come cura, cioè durante la proposta abbiamo mostrato ai ragazzi delle persone fragili, proprio che una persona, anche i bambini, possono cercare di aiutare. E questo è il campo, ad esempio domani avremo la fragilità come fede e sarà un'altra cosa. Come funziona la preparazione di un campo così articolato? Allora, prima si incontrano gli animatori più grandi di noi e decidono il tema, decidono le giornate e poi vi è un incontro con noi dove decidiamo all'interno di questo tema i lavori da sottoporre ai bambini, tipo cosa parlare durante la proposta al mattino o comunque cosa fare al lavoro al pomeriggio.
e quindi poi vi è la suddivisione delle varie specializzazioni, se così si possono chiamare, tra i capicampi e i capigiochi. Chi magari come noi due abbiamo formato le squadre, abbiamo deciso quali animatori seguiranno durante i vari lavori che si faranno in casa, e quindi anche noi siamo, diciamo, costretti, ma molto volentieri, a organizzare molto lavoro prima di questo campo. Come mai decidere di dedicare tanto tempo e impegnarsi nella preparazione e poi nello svolgimento di un campo? Ma certo, perché poi il campo è una cosa bella e nella quale ti diverti, impari, ma fai imparare, speri di far imparare tante cose ai ragazzi che comunque, stando in comunità, cioè insieme, imparano, socializzano e quindi si divertono molto. Perché hai deciso di iniziare a fare l'animatrice ai campi? Perché in passato, quando facevo l'animata, mi piaceva molto come mi insegnavano, e quindi volevo tramandare gli insegnamenti dei miei animatori ai ragazzi nuovi. Chiara, Ludovico, Laura, Samuele. È la tua prima esperienza a un campo? No, l'ho già fatto 3 volte, questa qua è la mia 4ª volta qua. E come mai hai deciso di tornare? Perché è divertente e mi piace. Poi è il primo campo che faccio dormendo in un altro campo, quindi è bello. Quali sono le cose più belle secondo te che si fanno al campo? In questo campo le cose più belle sono anzitutto che dormi qua con tutti i tuoi amici, quindi ti puoi divertire. Poi si vanno anche nei boschi a giocare a vari giochi e si sta molto all'aperto invece, e non si possono manco usare il cellulare tanto la sera perché magari i genitori. Quindi è anche un gioco per annegare più amicizie. Hai fatto nuove amicizie al campo? Sì, molte. E secondo te perché al campo si riesce a fare nuove amicizie? Perché ci sono persone nuove che ho appena conosciuto e le squadre aiutano a farsi nuovi amici. Secondo te qual è quella cosa che il campo ha che in altre situazioni non trovi? L'amicizia, e sono tutti molto cortesi e socievoli, quindi tutti ti vogliono bene e ti stanno accanto in momenti difficili. Al campo comunque, oltre al gioco, le amicizie con gli amici, fate anche degli incontri in cui parlate di un determinato tema. Quest'anno abbiamo parlato della fragilità e ad esempio oggi Silvia, che è una nostra animatrice che lavora in un centro dove aiuta persone fragili, ci ha parlato di questa fragilità. Ieri sera abbiamo visto un film che si chiama Wonder, dove c'era questo bambino che aveva la faccia diversa, che comunque però è riuscito a integrarsi con il resto dei compagni. Credi che il tema della fragilità sia adatto a ragazzi della vostra età? Sì, perché più o meno in questa età che ci sono gli atti di bullismo, e questo magari anche i bulli che sono qua può fargli cambiare idea. Al di fuori del campo hai occasione di avere dei momenti di riflessione, di incontri, di parlare con gente della tua età o più grande che ti aiuti? Sì, però la maggior parte degli incontri li faccio qua al campo. Tutte le cose di cui parlate qui al campo, tutti gli argomenti che affrontate, poi te li porti anche a casa al di fuori del campo? Allora, quando esco, se può uscire questo discorso, alcune volte io ne parlo di quello che abbiamo fatto al campo e di vari argomenti o anche varie specificazioni che abbiamo fatto dei discorsi, tipo quest'anno anche della fragilità. Come ti trovi con gli animatori? Ti piacerebbe in futuro provare l'esperienza di animatore? A me sì, mi è sempre piaciuto fare l'animatore, perché mi piacciono i campi, ma non solo in un campo, anche tipo in un villaggio turistico, cose del genere. Quindi animatore io lo farei. Quindi la cosa che ti piace di più è stare con le persone, condividere momenti? Sì. È difficile a volte al campo essere sempre insieme a delle altre persone, non avere mai magari un momento di solitudine, di raccoglimento con te stesso? Allora, dipende, perché io in effetti sono anche molto timido, però qua io conosco la maggior parte della gente. Anche quest'anno si sono aggiunti altri 2 miei amici, e la maggior parte, cioè non proprio la maggior parte, non la conosco. Infatti io cerco di integrare sempre più amici. Fai fatica al campo a volte a stare magari senza telefono o senza altre cose che hai a casa? No, perché al campo mi diverto e comunque sono con gli amici e quindi non ho bisogno di telefoni o cose elettroniche.
Cosa consiglieresti a un tuo amico che non è mai venuto al campo per convincerlo a provare questa esperienza? Venire qua perché è divertentissimo, ti fai tantissimi nuovi amici e i giochi sono favolosi. Fate anche la gita al campo? Sì, andiamo sul Caucaso e partiamo al mattino a piedi, portiamo il pranzo al sacco e poi arriviamo fino in cima e quando siamo lì facciamo diversi giochi fino alla sera e fino al pomeriggio tardi, poi torniamo giù la sera. Ciao, semplicemente ciao.